Tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti con il consueto appuntamento dello Spazio Pio in collaborazione con il SINAPPE, Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, all'appuntamento del venerdì, perché dopo la moschea il venerdì ci siamo noi, quelli dello Spazio Pio, i professionisti imprenditori uniti, che fanno questa meravigliosa trasmissione che parla di carceri alla faccia di Elish Lane o alla faccia del signor Cappato che si è candidato a Monza, e ora i radicali stanno riscoprendo che in Brianza c'è un carcere. Cosa non si fa per avere voti? Però chiudo qua la parentesi polemica. Chi vi parla è il vostro sparacassate preferito Federico. In collegamento dovrebbe esserci Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Buonasera Antonio. Ciao Fede, ciao. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria al SINAPPE, diciamo unica in questo genere. Grazie sempre alla regia precisa e perfetta. Finalmente ti rivedo, ti sei fatto 2 mesi di vacanze, sì. un po' al fresco, poi... al fresco le ho fatte. Sono contento di rivederti Fede, sono contento. Mimmo pure è strano vederlo in diretta ultimamente, perché è più in giro per la nostra amata Italia che non è Milano. vero, non è vero, io ci sono sempre stato qua. Alla faccia di chi ci vuole male, noi siamo ancora qua. E sono qua anche... già, e c'è anche il nostro mitico in regia Federico Borsari, il mio omonimo, che fa in maniera straordinaria la regia gratis, pensate un po'. E quindi vedete un po' gli amici a casa, perché la scienza non riesce a spiegare 2 cose. Uno, come il calabrone fa volare, perché dovete sapere, cari amici a casa, che il calabrone secondo la scienza non dovrebbe volare. E 2, come Radio Libertà faccia stare aperta senza soldini, riesca a stare aperta senza soldini. Sono 2 cose che la scienza, che ci ha spiegato un sacco di bellissime cose, non riesce a spiegare. Comunque 0292947222, ripeto 0292947222 per chi volesse intervenire, e per i più tecnologici ricordiamo il numero WhatsApp, il 346 642 7756, ripeto 346 642 7756. Magari se il buon Cappato vuole intervenire, perché quando c'è la campagna elettorale, chissà perché c'è gente che si sveglia e si ricorda che esistono i carceri, possono benissimo interagire su WhatsApp oppure chiamarci. Allora, bando alle ciance. E dopo avervi dato le nostre coordinate, presentiamo l'ospite della serata. Se sì, la regia mi fa segno che dovremmo avercelo. Carissimi amici, in collegamento dalla Triveneto, in particolare da quel di Trento, abbiamo Andrea Mazzarese, che è segretario regionale del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, nonché responsabile per il Triveneto, perché cari amici a casa dovete sapere che ecco, le cose meravigliose della regia: uno cerca di fare la trasmissione in diretta, la regia ti mette i bastoni fra le ruote. Nonostante questo cerchiamo di avvicinare il sorcio alla mia mano, non è quel sorcio che pensate, ma è il mouse, ecco, in modo che possa fare la trasmissione tranquillamente, perché essere pure boicottato quando fa la trasmissione mi pare troppo. Ecco, ribadisco, cari amici a casa, dovete sapere che per l'amministrazione penitenziaria, per come è organizzato il Ministero della Giustizia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno un'unica amministrazione, che in questo caso ha sede a Padova, il provveditorato regionale, che sovrintende su queste 3 regioni. Quindi il nostro carissimo Andrea Mazzarese è responsabile per tutte e 3 le regioni, in questo caso per il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Buonasera Andrea. Buonasera. Intanto grazie per l'invito e grazie per tutti quei momenti, quelle occasioni in cui manifestate o mancate di manifestare vicinanza per tutta la Polizia Penitenziaria. Ecco, per questo vi ringrazio, anche a nome di tutti i colleghi che rappresento.
Beh, Andrea, noi siamo contentissimi, abbiamo sempre dato molto spazio a quello che accade in Veneto, in generale nel Triveneto, anche perché ricordiamo tutti gli amici a casa, è un'area molto ricca, molto importante del paese, che conosce un'immigrazione importante, una criminalità abbastanza rampante, va ricordato questo, da quello che era la Mala del Brenta fino a appunto l'immigrazione clandestina che entra dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo insomma una forte presenza di nomadi, perché dall'ex Jugoslavia si fermavano nel Triveneto perché è più vicino anche alla frontiera. Insomma, e tantissime belle cose. Giustamente la seconda zona d'Italia per ricchezza, 7 milioni di abitanti, molti carceri, non mi ricordo, però se uno si conta tutte le province venete più le 2 province autonome del Trentino Alto Adige più il Friuli Venezia Giulia, davvero è un apparato di sicurezza, un apparato penitenziario di uomini e strutture, mezzi davvero importante, che purtroppo ha una serie smisurata di problemi. Nella cronaca penitenziaria il Triveneto ormai fa la sua porca figura, oserei dire, nei giornali, nei media, per tutti i brutti fatti che accadono, soprattutto il carcere di Trento, la casa circondariale di Trento, che quando fu aperta avrebbe dovuto essere un'eccellenza, costruita dalla provincia autonoma. Se non ero, l'anno di apertura il 2011-2012, poi mi correggerà Andrea Mazzarese sicuramente, quello che doveva essere un'eccellenza dell'amministrazione penitenziaria invece si è trasformata in non dico un incubo, però quantomeno una protagonista di brutte vicende che accadono con cadenza di ogni 15 giorni all'incirca. Andrea, ci sai spiegare meglio? Allora, guardi, intanto chiarisco che gli istituti del Triveneto sono 16 istituti penitenziari per tutto il Triveneto per quanto riguarda gli adulti. La casa circondariale di Trento è stata aperta, era di venerdì, forse questo incide, venerdì 17, ecco, era venerdì 17 dicembre 2010. Diciamo che è stata forse la data che porta questa sfortuna all'istituto, ecco, mettiamola così un attimino sull'ironia. Era il venerdì 17 dicembre del 2010, la data in cui è stato aperto l'istituto penitenziario di Trento. Siamo stati, credo, il primo istituto nell'ultimo decennio che ha vissuto una rivolta di gravi proporzioni, prima di quelle che ci sono state poi nel periodo Covid. Noi il 22 dicembre del 2018 abbiamo vissuto una rivolta che praticamente ha messo a ferro e fuoco l'intero istituto, con danni ingenti e poco meno di 100 detenuti rinviati a giudizio per tutto quello che è accaduto diciamo all'epoca. Ora, in quest'ultimo periodo sono veramente molto molto frequenti le aggressioni che siamo costretti a subire. Ricordo uno gravissimo lo scorso anno, il 16 marzo del 2022, quindi come dimenticarlo, un collega viene preso alle spalle proprio in modo da vigliacchi veramente da un detenuto origine magrebina con una sbarra che aveva realizzato lì dagli infissi della finestra, lo colpisce in testa per ben 2 volte, al collega gli danno oltre 20 punti, gli ha aperto letteralmente la testa. A distanza poi di nemmeno un anno arriviamo all'episodio di aggressione che c'è stato lo scorso mese. Un detenuto prende a pugni da dietro un altro poliziotto penitenziario, gli sfonda il timpano, gli devia il setto nasale, il collega perde conoscenza, cade per terra, viene l'ambulanza, lo porta al pronto soccorso, ne avrà non per qualche settimana, ne avrà per mesi. E per quanto riguarda i traumi, quelli visibili, poi rimangono sempre dei traumi morali sostanzialmente che il collega si porterà dietro per tutta la vita. Non si sa se l'udito lo riprenderà, in quale percentuale lo riprenderà, il collega è rimasto ancora abbastanza intontito, traumatizzato, per arrivare a distanza di un altro mese dal penultimo episodio all'ultimissimo episodio, quello accaduto 2 giorni fa, ad un ispettore di polizia penitenziaria che cerca di contenere l'aggressività di una detenuta che minaccia di tagliare il personale di polizia penitenziaria, minaccia di tagliare la compagna di cella, minaccia di tagliarsi lei stessa. Si interviene un attimino per attenuare l'evento critico e con l'autorizzazione del comandante di reparto si ritiene che era il caso di mettere la detenuta in una camera priva di suppelletteri, onde evitare che
potesse far male a se stessa e agli altri. Lungo il percorso per portarla alla camera singola, con questa la mette in mano, sostanzialmente lei aggredisce l'ispettore di polizia penitenziaria, gli crea traumi intanto che sono stati diagnosticati al pronto soccorso con una prognosi di 20 giorni come prognosi immediata, morsi, graffi che c'ha proprio nelle parti del corpo. Sostanzialmente per l'ennesima volta assistiamo ad un appartenente al corpo di polizia penitenziaria che è costretto a chiamare la sua famiglia e dirgli: sai, non ti preoccupare, perdonami, purtroppo è accaduto un fatto grave in servizio, mi hanno aggredito, sto andando al pronto soccorso. Immaginate poi dall'altra parte la famiglia che ha altro trauma, dentro virgolette, di altro tipo, che va a subire quando sente che il familiare è stato aggredito e sta andando al pronto soccorso. Ora io veramente avrei da raccontare un libro, mi fermo proprio all'episodio dell'avanti ieri, poi se volete vi entro più nel merito e molto volentieri lo faccio, perché è giusto che i cittadini devono sapere quello che stanno vivendo i poliziotti penitenziari, perché si dà ampio spazio, o si è dato ampio spazio a quello che è accaduto 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa circa a Santa Maria Capua Vetere, per carità, episodi gravi, che è giusto che la magistratura faccia il suo percorso, che chi ha pagato è giusto che paghi, che ha sbagliato è giusto che paghi, però poi non si dà altrettanta adesione, altrettanto voce a tutti questi episodi di aggressione che quotidianamente subiscono i poliziotti penitenziari. Quasi a farli passare, o anzi togli il quasi, a farli passare come se i poliziotti penitenziari sono carne da macello. Ebbene, i poliziotti penitenziari non sono carne da macello. I poliziotti penitenziari sono dei rappresentanti della legge che vanno a lavorare, che hanno delle famiglie, che vedono quando il loro familiare va a lavorare e l'aspettano a casa quando finisce da lavorare. Sperano che se ne va, come se ne va intero il familiare a lavorare, che ritorni a casa abbastanza intero. Molto spesso, sempre più frequentemente, quindi in quest'ultimo periodo, ciò non accade. Ma questo per dirti che anche noi abbiamo famiglie, figli, genitori, mogli, e quindi vogliamo la dovuta attenzione. Non ci stiamo ad essere considerati carne da macello. Niente, se volete entro più nel merito, vi racconto qualcosa che è giusto che si sappia di quello che c'è all'interno del carcere, cose che io chiaramente, essendo un dirigente sindacale, posso anche dire senza incorrere in nessun tipo di reato, di violazione segreta d'ufficio e quant'altro. Se volete io no, volentieri Andrea, anche perché stavamo anche visionando un'intervista che è rilasciato il 14 agosto alla TGR del Trentino, dove appunto parli insomma di un bel sovraffollamento, perché qua tu dichiari un'intervista che ci sono 240 posti e ci sono ben 350 detenuti, e addirittura che mancano 70 agenti, insomma, i numeri sono abbastanza forti, ben 114 eventi critici dall'inizio dell'anno. Questo vuol dire che all'incirca quasi ogni giorno c'è un episodio grave. E insomma, sembra quasi un carcere della Lombardia, sia per il sovraffollamento che per problemi di personale, se non peggio. È una situazione sicuramente molto critica, molto difficile da gestire, quindi volentieri ti lasciamo raccontare purtroppo quello che non dovrebbe succedere, ma è la realtà di ogni giorno, almeno da quello che ci sembra di leggere dalla cronaca locale di Trento. Quindi vai pure, Andrea. Ecco, sì, intanto vorrei evidenziare una cosa che magari i cittadini sconoscono, che i detenuti all'interno degli istituti penitenziari hanno delle palestre con tanto di pesi, e ahimè all'interno della palestra c'hanno pure il sacco da box. Questo per lasciarvi immaginare quello che fa il detenuto per trascorrere il suo tempo. Si va ad allenare col sacco da box in modo che è pronto e preparato ogni volta gli passa per la testa di aggredire il primo che ci capita, che ahimè dentro il carcere il primo che ci capita è sempre il poliziotto penitenziario. Ecco. Dall'altra parte invece poi abbiamo il poliziotto penitenziario che molto spesso fa tanto lavoro straordinario, quindi quando arriva a casa è letteralmente knockout e vuole semplicemente riposarsi, che è stanco, molto spesso non c'è nemmeno la voglia di andare a fare la spesa, ecco, per la famiglia. Quindi abbiamo detenuti preparati fisicamente, atleticamente, con un'età media sicuramente giovane, bassa, un'età media di 30 anni, 28 anni, 32 anni, tanti detenuti stranieri che non hanno assolutamente niente da perdere con un'aggressione sotto falso nome, che sono qua in Italia,
e il poliziotto penitenziario molto spesso con età media intorno ai 44 anni, 42 anni, abbastanza elevata, chiaramente che fisicamente non è preparato per affrontare un 25enne, un 28enne, ecco, perché sono tanti detenuti di questa età e sono spesso questi, con molta frequenza sono questi coloro che infieriscono verso i poliziotti penitenziari. La collega tipo aggredita l'avanti ieri è una poliziotta che ha poco meno di 50 anni, 48 anni. Il poliziotto aggredito a Trento un mesetto fa è qualcosa, quindi era il 21 luglio, quel poliziotto penitenziario ha 51 anni, ecco, di età, chi l'ha aggredito 26 anni, che tra l'altro si vantava questo detenuto di essere un esperto di arti marziali. Quindi detenuto magrebino, 26 anni, che si vanta di essere esperto di arti marziali, con un comune papà di famiglia cinquantenne che ha fatto un corso di formazione 25 anni fa di qualche mese, e all'interno del corso di formazione come polizia penitenziaria gli hanno dato delle indicazioni, parlo di indicazione, di come eventualmente effettuare l'immobilizzazione di un detenuto. Ecco, però dopo 20 e passa anni potete immaginare quel poliziotto assunto all'epoca cosa avrà come ricordo di immobilizzare un detenuto. Vi dico che quando viene aggredito molto spesso non si fa in tempo nemmeno a alzare le braccia, che è la persona che purtroppo ha la sfortuna di trovarsi di fronte a quel detenuto psichiatrico, detenuto semplicemente che vuole imporre con la prepotenza le sue regole all'interno dell'istituto penitenziario, sostanzialmente ha vita facile nel mettere giù il poliziotto penitenziario. Io quello che vi posso dire è che avremmo bisogno come poliziotti penitenziari adesso di tante cose, abbiamo bisogno di tante risposte, abbiamo bisogno che lo Stato con i fatti ci dà forza, ci sta vicino. Vi potete dire voi di cosa avete di bisogno, di cosa? Beh, chiaramente un organico più adeguato, quello senz'altro, però da quello che vi ho detto, intanto chiaramente non è soltanto l'organico adeguato per quanto riguarda il tema delle aggressioni di cui abbiamo di bisogno. Avremo bisogno di formazione, perché vi dico, tanti di noi hanno fatto una formazione 25 anni fa, 30 anni fa, di 3 mesi, ecco, come periodo di formazione. All'epoca io personalmente ho 26 anni di servizio, ho fatto 3 mesi di formazione. Potete immaginare dopo 26 anni io cosa mi ricordo di quella formazione che ho fatto all'epoca, ecco, adesso che niente. Quindi noi chiediamo che vengano previsti dei corsi di formazione di MGA. È un'attività che non serve per abbattere il detenuto, per massacrare il detenuto, è un'attività che serve per difenderci da un'aggressione ed immobilizzare il detenuto. Attività previste, però praticamente sono previste ma non vengono attuate. Queste attività dovrebbero essere previste come formazione MGA per tutti quanti i poliziotti penitenziari, perché questi episodi possono accadere a chiunque. Inoltre credo che avremmo di bisogno, e sarebbe molto importante questo, la creazione di gruppi di intervento speciali all'interno degli istituti penitenziari, all'interno di ogni istituto penitenziario. Un gruppo di intervento speciale significa delle persone con un'età media intorno ai 30 anni, chiaramente non di 50-55 anni, ma intorno a un 30 anni, 35 anni, 40 anni massimo, ecco, persone preparate veramente fisicamente, addestrate per nelle necessità, negli eventi critici, come l'episodio di un'aggressione o il rischio di un'aggressione immediata, ecco, possono intervenire e bloccare il detenuto e riportare l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. Questo qua sarebbe una cosa molto urgente da fare, se ne parla, però intanto oggi noi non abbiamo niente. Inoltre una cosa importante è l'equipaggiamento. Noi non siamo equipaggiati per fronteggiare le aggressioni. Cioè, vi dico semplicemente, è stato previsto con un PCD il 15 dicembre 2021, quindi poi fate voi un po' i calcoli e comprenderete quanti mesi già sono passati. Il 15-12-2021 con apposito PCD del capo del Dipartimento, l'allora dottor Bernardo Petralia, lui ha previsto di dotare tutti i poliziotti penitenziari individualmente di 2 guanti da taglio. Quindi quando c'è il detenuto o la detenuta, come quello che è accaduto 2 giorni fa con la collega, che con una lametta in mano minaccia di tagliare i poliziotti penitenziari, minaccia di tagliarsi pure lei, intervenire, quindi quando uno ha questi guanti, si mette questi guanti, intervenire e bloccare la detenuta, sapendo che con un movimento la detenuta, se mi colpisce le mani, con i guanti non mi taglia. Ecco, sono passati quindi 15 dicembre 2021, credo un anno e mezzo abbondante.
Quasi non abbiamo due. visto ancora nemmeno l'ombra di un guanto all'interno degli studi penitenziari. Andrea, Quindi, perdona l'interruzione, ma prego, evidentemente prego. lì dove tu lavori i problemi di divise non ne avete, i problemi di anfibi non ne avete, perché tu mi parli dei guanti antitaglio di cui appunto ha parlato il Petralia, ma a me invece risulta che sparsi per le prigioni italiane ci siano colleghi tuoi che hanno difficoltà addirittura a indossare la divisa, a vestirsi, per cui cioè, insomma, avete un po' troppe pretese, Allora, secondo me, o avete troppe pretese voi e Petralia che ha fatto qualche passo in avanti di troppo? Se n'è andato a casa, infatti, a forza di fare passi in avanti ha detto scusate, ma io non ne voglio più sapere. Ma il mitico Antonio Fellone che fine ha fatto? Che è lì che tace. Antonio, se ci sei, batti un colpo. No, visto che ascoltavo con attenzione. Antonio, allunga l'antenna perché ti sentiamo davvero male. Ecco, ora non la prendere subito male perché sembra malizioso Antonio, appena sente parlare di antenne va subito là, però mettiti in un posto dove sei coperto perché ti sentiamo malissimo. Adesso come mi sentite? Forte e chiaro, allungato l'antenna allora. Ero silente perché ascoltavo Andrea, perché stava dicendo delle cose molto molto interessanti, soprattutto veritiere, no? Perché comunque conosciamo bene tutta la realtà del Triveneto e quello che è accaduto negli ultimi anni nel Triveneto, e siccome che noi è una regione che attenzioniamo, ovviamente come attenzioniamo alle altre, però il Triveneto è particolare perché l'hai detto tu prima in apertura. Quanti sono gli istituti, Andrea? 17? 16 istituti penitenziari per adulti. Ecco, quindi voglio dire, poi ci sono anche quelli per minori. Quindi ero silente, ascoltavo Andrea perché effettivamente sono cose che conosco, perché con Andrea spesso ci confrontiamo anche in privato. Volevo solo aggiungere una cosa, in merito a tutte le aggressioni, ciò che si sta verificando all'interno delle carceri. Da settembre i detenuti verranno chiusi. Antonio, Quindi, però questa, cioè, puoi dare più indicazioni su questa notizia dire una bomba? cosa, certo, è uscito stamattina anche il sottosegretario, un'intervista sulla Stampa, il sottosegretario Stellari. I detenuti da settembre verranno chiusi, basta ozio nelle sezioni, basta dare la possibilità ai detenuti di organizzarsi. Il detenuto deve uscire dalla cella solo ed esclusivamente per recarsi a fare attività trattamentale e qualsiasi altro tipo di attività, ma non certamente per oziare nelle sezioni. 1. 2. Poi c'era il discorso delle telefonate, perché ho sentito dire ammazza, non è proprio così, non è un premio. Le telefonate, una telefonata in più, 2 telefonate in più vanno date a coloro che dimostrano di voler rispettare e di saper rispettare le regole all'interno degli istituti penitenziari, perché tenendo tranquilla la popolazione detenuta, anche la polizia penitenziaria può lavorare in maniera tranquilla. Poi c'è il problema relativo ai detenuti psichiatrici, ai detenuti ex articoli 32. Anche su questo si sta intervenendo con la previsione di istituti, poi questo ovviamente quando andrà in porto sarà l'opportunità per richiamare il sottosegretario Stellari. Anche su questo si sta intervenendo, ma come si sta intervenendo in tantissime cose, ecco, ripeto, bisogna solo sapere avere un po' di pazienza, come dico sempre, ma ci siamo perché settembre arriva, mancano 2 settimane. Sì. E posso garantirti che tra l'altro già c'è una circolare, attenzione però, sulla chiusura dei detenuti, va attuata in tantissimi istituti, non è stata ancora attuata, e quello è l'impegno del sottosegretario con i provveditorati, perché per chi non lo sapesse ancora, il sottosegretario Stellari ha la delega sui PRAP. Con i provveditorati ci sarà sicuramente un confronto quotidiano affinché tutti gli istituti si adeguano a quella circolare, quindi i detenuti devono essere chiusi, aperti solo ed esclusivamente per poter permettere loro di fare qualsiasi tipo di attività, ma certamente non ci sarà più la, come dicevamo noi Federico, il mercato, no? Le porte aperte alla Renault, così si capisce meglio. Comunque ne vale anche la sicurezza del poliziotto che lavora in sezione, perché un conto avere i detenuti, un conto avere i detenuti aperti ad oziare, ad organizzarsi, a spacciare, a fare tantissime altre cose che assolutamente non vanno fatte negli istituti penitenziari. Quindi, ma Antonio come Fellone, dicevamo in passato, man mano stanno venendo fuori tutte quelle che sono le proposte, le idee, gli emendamenti che aveva in testa il sottosegretario Stellari e il governo tutto, perché sono convinto che piano piano
Antonio, tornano a petto. ma Dimmi. tu ci confermi che la dirigenza dell'amministrazione penitenziaria comunque porterà avanti questa decisione qua, e tutte le sigle che rappresentano, perché dovete sapere, cari amici a casa, che sono molte le sigle, pure troppe forse, che rappresentano i lavoratori della polizia penitenziaria, sono tutte favorevoli? Non è che si sveglia qualcuno che magari... Allora, ripeto, c'è una circolare del vecchio capo di dipartimento di la chiusura dei detenuti di Renoldi. Sì. Ok, perfetto. Quindi va attuata, punto. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali e le presunte tali, perché dico che ci sono le organizzazioni sindacali, quelle serie che fanno gli interessi del personale, poi ci sono le presunte tali, che non sono sindacali. Detto questo, chi è contrario a una cosa del genere vuol dire che non vuole il bene del poliziotto penitenziario, no? Chi dice che non è così vuol dire che non vuole il bene del poliziotto penitenziario e non conosce quelle che sono le dinamiche reali che si vivono all'interno di un istituto penitenziario. Perché io credo a qualsiasi collega che lavora in prima linea, tu gli chiedi il detenuto deve essere aperto o chiuso, il collega ti dirà meglio chiuso, così sono più sicuro e tranquillo pure io. Detto questo, ci tenevo a rispondere ad alcune richieste e poi domande che mi sono state fatte anche sulla pagina Facebook, quando mi si chiede ma c'è al vaglio la possibilità di punire maggiormente chi aggredisce i poliziotti penitenziari? Assolutamente sì, è una proposta che sarà presente nel DDL che sarà portato al Consiglio dei Ministri a settembre, dove ci sarà assolutamente un inasprimento della pena per chi aggredisce gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Anche questo c'è, Sì. quindi, ed è riportata anche nell'intervista del sottosegretario Ostellari. Allora, Antonio, Sta legge perché il titolo dice castrazione chimica e mi trova non concorde di più, però bisogna leggerlo tutto l'articolo perché riporta tante cose interessanti. allora, Andrea e Antonio, io purtroppo devo finire qua per motivi di palinsesto, cioè il tempo è esaurito, però io vorrei, Antonio, e anche ad Andrea, strappare l'impegno a tutte e due che Andrea sarà di nuovo con noi, perché davvero il Triveneto è una bomba. Abbiamo visto carcere a fuoco a Treviso, detenuti sul tetto al carcere di Vicenza, detenuti devastano una sezione e l'allagano al carcere di Verona. Sono solo 3 episodi, ma in verità è un disastro, cioè altro che Lombardia. C'è un impegno proprio a farsi stare sempre sulle prime pagine nel Triveneto, e quindi vorremmo ragionare meglio sia con Antonio Fellone, che lui insomma tanti anni di servizio a Brescia, quindi confina col Triveneto, lo segue, lo conosce benissimo, meglio di me, sia soprattutto con Andrea, che è il responsabile appunto per il SINAP, per l'intero Triveneto. Vorremmo quindi dare la voce a quelli che sono gli uomini e le donne che vestono la divisa della polizia penitenziaria, che davvero si trovano in prima linea con questa situazione esplosiva. Quindi vorrei strappare a tutte e due l'impegno che ragioneremo magari a settembre con un'ora intera di quello che accade nel Triveneto, perché è giusto sia che per i cittadini contribuenti sapere quello che accade, sia soprattutto per i lavoratori e per gli altri detenuti che subiscono queste condizioni oscene che purtroppo ogni giorno si verificano in questi 16 istituti penitenziari del nord-est. Quindi me lo promettete questo? Ci ritroviamo qua in una buona occasione. Noi ci ritroviamo ogni venerdì. Sì. Con Andrea me lo auguro, lo spero, ma credo che non ci siano problemi, che a settembre ci ritroveremo di nuovo quando avremo comunque un'ora di tempo, perché oggi è volata. Sì, sì. Le trasmissioni così sono belle, perché volano, perché sono veramente molto molto interessanti. Mi complimento con Andrea che non lo fa tutti i giorni, quindi è stato bravissimo a spiegare, a cercare di far capire quello che accade realmente negli istituti penitenziari. Quindi sì, credo di sì. Andrea, per te va bene, ci risentiamo a settembre. Antonio, chiaramente io ne sono lusingato, ringrazio te, ringrazio anche lo studio, ecco, che propone ancora un ulteriore invito della mia persona, sicuramente con piacere, ecco, è la mia risposta. Guardate, proprio 10 secondi, se ho la possibilità di averli concessi, solo per dire 2 paroline in merito alla questione della sanzione disciplinare a carico del detenuto, no? Di un attimino rendere un poco più corpose. Ecco, io direi, Antonio, se tu hai la possibilità di farti sentire magari lì al Dipartimento, al Ministero, ancora di più di come potrei fare io. Quando si parla di aggressione, Antonio, deve essere pressoché immediata la previsione dell'articolo 14 bis, che è l'unico provvedimento che il detenuto teme. Significa stare 6 mesi chiusi senza televisione, con delle restrizioni,
voglio dire, per quanto riguarda l'aria, che comunque la va a fare da solo l'ora d'aria, e per quanto riguarda il vestiario, le cose di corpo-avere, cioè ci sono molte limitazioni. Il detenuto li teme queste, quindi ipotesi di aggressione al personale di polizia penitenziaria come conseguenza immediata la richiesta di applicazione del 14 bis, punto. Grazie Andrea, grazie Antonio, scusate abbiamo sforato di 4 minuti, quindi vi saluto, grazie a tutti per l'ascolto, ci troviamo sempre qua ogni venerdì a parlare di carceri, perché non esiste campagna elettorale, esiste un problema di sicurezza e di dignità in tutti gli istituti penitenziari del paese. Il vostro Sparacazzate vi saluta e vi invita sempre qua alle ore 15, allo Spazio Più, in collaborazione con il SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo, Polizia Penitenziaria. Restate sempre qua su Radio Libertà. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.